I veronesi la considerano la loro stagione, ma in molti quest'anno si sono tenuti alla larga anche dalle pure economiche gradinate dell'Arena Romana. La stagione lirica viaggia sottotono quanto a numero di biglietti staccati al botteghino, nonostante una programmazione di tutto rispetto, pensata per arruolare alla melomania anche un pubblico giovane. Il sospetto è che non sia in declino l'amore per la lirica, ma che a pesare sul crollo delle vendite alle biglietterie siano piuttosto la crisi economica e la torrida estate. E allora almeno i cittadini veronesi potranno approfittare di biglietti scontati del 30% sul costo dell'intero. Già dal 17 agosto e fino alla fine delle rappresentazioni, i veronesi di città e provincia potranno godere di una promozione a loro dedicata. 19 euro per le gradinate laterali, circa 60 euro per le gradinate, 135 euro per le poltronissime Gold, rispetto ad un prezzo che in originale va dai 21 ai 183 euro. L'unica limitazione è il numero di biglietti acquistabili, al massimo 2 a testa per ogni residente. Un'iniziativa che cerca di mettere riparo ad un avvio di stagione a dir poco fiacco, con presenze che sono diminuite sensibilmente per tutto il mese di luglio, lasciando invenduti il 40% dei biglietti. La precedente stagione si era chiusa con una media di copertura posti del 63%, ad oggi siamo al 60%, ma tradizionalmente ad agosto gli spettatori scendono ancora. Qualche centro però la 90ª stagione areniana l'ha fatto davvero, con quel Romeo and Juliet di Charles-Henri Gounod, che ormai è un classico areniano e piace soprattutto al pubblico giovane. Per chi ha in mente di passare da Verona c'è ancora molto da vedere. Carmen, Turandot e Tosca e Aida per un anticipo del Festival del Centenario. Era infatti il 1913 quando il tenore Giovanni Zenatello, per celebrare il primo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, ebbe l'intuizione di rappresentarvi quest'opera faraonica e sempre emozionante. Ma Arena di Verona non vuol dire solo lirica. Settembre si annuncia strepitoso in anfiteatro con una sequenza di star italiane e che promettono di riempire le gradinate. Si comincia con Notre-Dame de Paris, spettacolo musicato da Riccardo Cocciante, che a Verona propone 2 repliche. Pochi giorni dopo approda in arena Enrico Brignano. Poi sarà la volta di Giorgia, Ennio Morricone, dei Modà, prima del concerto evento di Adriano Celentano. Senza dimenticare la solidarietà. La stagione lirica areniana ha riservato un buon numero di biglietti gratuiti per le popolazioni dell'Emilia terremotata. E il 22 settembre ci sarà un intero concerto I Love Emilia con i più famosi big della musica italiana.